Lazio e Umbria sono due regioni, per quanto vicine, molto molto diverse. L'Umbria ha delle dorsali che comunque la attraversano per lungo e per largo e quindi diciamo fungono un pochettino da struttura portante. Il Lazio appunto ha delle zone selvagge bellissime, però dal punto di vista cicloturistico più impegnative. Chi attraversa il territorio in questo momento non è consapevole di cosa stia attraversando veramente. Deve essere sensibilizzato anche sull'importanza che ha la conservazione di determinate aree. Noi siamo un'associazione cicloambientalista e quindi chiaramente in questo progetto ci siamo visti subito coinvolti in prima persona. L'obiettivo era quello di valutare dal punto di vista cicloturistico questi percorsi e poi scoprire anche queste aree di zone protette che comunque il più delle volte magari ci siamo passati dentro senza saperlo. Mi ha colpito molto la parte umbra del Tevere, mi è sembrato un bellissimo percorso che permette di conoscere comunque la regione, da lì poi si diramano altre vie che portano a scoprire borghi, aree veramente molto belle. In Italia FIAB si è occupata anche di sviluppare una rete che si chiama Alberga Bici, che appunto mette in connessione tutta una serie di alberghi che offrono un certo tipo di servizi ai turisti. Servizi semplici, nel senso un posto dove poter ricoverare le proprie bici con magari un minimo di attrezzatura per la manutenzione, per la pulizia delle biciclette, una serie di informazioni relative al territorio che possono comunque far valutare l'idea di affrontare qualche percorso anche in zona, una ricca colazione prima di partire, piccole cose che il cicloturista cerca e di cui ha bisogno. Nella rete ferroviaria trovi dei caselli o altre strutture annesse alle ferrovie che possono essere sfruttate per sviluppare nuove strutture di accoglienza, alberghi o punti di ristoro. Credo che attraverso la bici, il cicloturismo, l'andare in bicicletta nella natura ti dà la possibilità di conoscere il territorio, ecco, anche dal punto di vista dei prodotti tipici, dei prodotti locali, e credo che sia una grande opportunità, anche in termini di sviluppo economico e in termini occupazionali, lo sviluppare il cicloturismo con una ricaduta tangibile proprio sul territorio, al fine di riscoprire anche vecchie tradizioni, vecchi prodotti che erano in qualche modo nascosti ma lì pronti, disponibili ad essere nuovamente conosciuti dal turista, dal cicloviaggiatore e anche naturalmente dalle persone del luogo che magari ne avevano semplicemente dimenticata l'esistenza. Possiamo dire che effettivamente noi abbiamo fatto un po' da sperimentatori di una rete ciclabile.
Siamo partiti quindi con i tracciati che ci ha proprio fornito la Regione Umbria e grazie a quei tracciati abbiamo potuto fare gran parte dei percorsi su ciclabili più o meno sviluppate, ciclabili completate o anche strade a bassissima circolazione, quindi abbastanza sicure. Nel Lazio noi abbiamo collaborato parecchio con i parchi regionali e nazionali presenti sul territorio. In tutte questi enti gestori stanno lavorando molto sullo sviluppo anche di tracciati ciclabili all'interno delle loro aree, all'interno delle aree del parco e anche la possibilità di collegamento con stazioni, corriere o comuni adiacenti. Quindi c'è una rete che si sta sviluppando e che sviluppata può essere veramente interessante da sfruttare. Tra Lazio e Umbria ci sono 330 siti appartenenti alla rete. Noi in 20 giorni di tappe siamo riusciti a toccarne, a attraversarne solamente 50. L'obiettivo che ci eravamo dati, che è quello di riuscire a selezionare a fine esperienza dei percorsi che effettivamente andassero a collegare delle aree della rete Natura 2000 di interessanti e che possano essere ripetuti da altri ciclisti e quindi lasciati in eredità. Questo obiettivo, lavorando adesso su quello che abbiamo raccolto, possiamo dire di averlo raggiunto.